Ben ritrovati, tante e diverse le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Arriva la proroga di un anno per i 4.700 tirocinanti calabresi, la giunta regionale ha trovato i fondi necessari. Migliaia di autoveicoli in transito sulla 2 del Mediterraneo, primo vero esodo per raggiungere le località turistiche, attesa gli imbarcaderi per la Sicilia, molti cosentini che rimarranno in città. Sequestrata a Melicucco una masseria dove erano stipati in condizioni disumane decine di migranti, 3 le persone denunciate. La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno sequestrato 7 lidi abusivi sulla costa degli Dei, 6 le denunce. Il Cosenza di scena domani a Monopoli per la prima gara ufficiale di Coppa Italia. Braglia in conferenza stampa: sono contento della squadra, faremo del nostro meglio. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, una buona notizia in apertura del nostro telegiornale, ci sarà sollievo per tante famiglie calabresi, infatti è arrivata la proroga tanto attesa, la proroga di un anno per i 4.700 tirocinanti calabresi. La giunta regionale ha infatti trovato i fondi necessari, particolari nel nostro servizio. Dopo i sit-in, le proteste e gli appelli, adesso 4.700 tirocinanti potranno continuare a lavorare, almeno per un altro anno, negli enti locali calabresi. La Giunta regionale, infatti, attraverso una variazione di bilancio di 28 milioni di euro, ha destinato le risorse per la prosecuzione dei percorsi di politiche attive a favore dei soggetti inseriti precedentemente nel bacino dei percettori di mobilità in deroga. Una boccata d'ossigeno per questi lavoratori che, grazie alla loro attività, garantiscono molti servizi erogati dai comuni. I fondi reperiti dal governo regionale indubbiamente rappresentano una buona notizia, ma fra un anno cosa accadrà? I tirocinanti torneranno ancora una volta a protestare per chiedere un'occupazione stabile? Quali chance avranno? Certo è che senza investimenti, anche e soprattutto da parte del governo nazionale, in un territorio come la Calabria, attraversata da ataviche emergenze, sarà difficile, molto difficile, creare opportunità di lavoro e consentire che progetti di inclusione sociale già avviati trovino sbocchi occupazionali stabili. Vedremo cosa accadrà, ma in ballo c'è il futuro di migliaia di persone. E questo è il weekend dell'esodo, quello di solito contraddistinto dal bollino nero su strade e autostrade per il traffico. Ci sono attese agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, ma vediamo com'è andata. Non c'è il bollino nero tanto temuto sulla 2 del Mediterraneo nel sabato delle partenze e delle vacanze. Il traffico è scorrevole nel tratto cosentino, le auto sulle piazzole degli autogrill per la sosta prima di riprendere il viaggio verso la meta agognata. Secondo Coldiretti, 7 italiani su 10 da oggi saranno in ferie, lontani dalle proprie abitazioni, il più classico degli esodi estivi. Si segnalano code agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, per molti la Calabria però è solo terra di passaggio. Da dove arriva? Dal Veneto. E dove è diretta? In Sicilia. Siamo stati in Puglia un giorno. Quindi in Calabria non si ferma? No, prendiamo solo il traghetto a Villa San Giovanni. Adesso siamo in vacanza a Messina. Quindi in Calabria vi fermate o no? No, siamo di passaggio. C'è invece chi l'ha scoperta e ritorna. Dove siete diretti? A Palmi. Avete deciso la Calabria? Tornate perché siete calabresi? No, abbiamo dei parenti in Calabria. Siccome ci siamo trovati bene, veniamo quasi tutti gli anni, insomma. Come ha fatto questo viaggio? Male. Troppo traffico e troppa gente che non sa guidare e non rispetta il codice della strada. Quindi è stato molto pesante. Dove è diretta? Sono quasi arrivata. Quindi in Calabria si ferma? Sì, mi fermo in Calabria. Le diverse sfumature delle vacanze, c'è chi non pensa solo al mare o alla montagna, c'è chi torna dopo una vacanza diversa. Noi veniamo da San Giovanni Rotondo, ma siamo della Sicilia. E abbiamo fatto gli esercizi spirituali a San Giovanni Rotondo e ora stiamo tornando in Sicilia. Devo dire a tutti i miei amici che mi hanno scritto buon divertimento, ho detto è stata una vacanza diversa, è stata una vacanza dello spirito dove abbiamo solo pregato, riflettuto ed è importante riappropriarsi di questa identità cristiana che ci viene data col battesimo.
E in questa settimana, la settimana clou delle vacanze, la settimana di Ferragosto, sono tanti i cosentini che hanno deciso di restare in città. Vediamo. Ferragosto al mare, ai monti, in famiglia o con gli amici? Beh, lo chiederemo ai cosentini per sapere quali sono le preferenze per questa giornata un po' emblematica, giornata simbolo dell'estate. Forse starò qui a Corso Mazzini a Cosenza perché mi piacciono le estate, quindi me le voglio godere da solo a Ferragosto. Ferragosto andiamo a San Gineto, facciamo una grigliata e quindi c'è una grigliata in famiglia. Sì, sicuramente la grigliata, al massimo si può andare in discoteca la sera, però a pranzo la grigliata con la famiglia. Siamo dal mare. Ferragosto, siamo al mare, no? Al mare. Villa Piano Scalo. Ah, Villa Piano. È una zona bellissima. Si mangia tanto, si diverte con gli amici, la famiglia in primis, e se Dio vuole faremo poi così. Mare o montagna però? Mare, quest'anno mare. Anche se ho una buona tradizione sui pre-montagna, Spezzano Piccolo. Quest'anno no, ci andremo successivamente. Io vado al mare. Che bello. E poi grande pranzo con gli amici, i parenti? Certamente dovremo fare una bella grigliata e qualcosa di... Ma grigliata pesce o carne, cosa fa? Poi dobbiamo scegliere. Penso al mare. Al mare, quindi ancora non ha deciso. No, c'è mia figlia al mare, quindi penso che vada lì. Vabbè. Grande pranzo? Come sempre. Con amici. Con amici, sì. Meglio con gli amici. Sì, certo, sempre Ci diverte Sì, sicuramente. E poi cosa mangerete, lo sapete? No, sicuramente ancora non abbiamo Dipende dove andremo. Carne, pesce, che preferisci? Pesce. Secondo me mare, pesce, secondo me quello è perfetto. Siamo a casa. A Cosenza? Ah, ecco, perché per rilassarvi. Sì. Lei si gode la città da solo? Questo è poco ma sicuro, quando tutti gli altri cercano altri lidi, io il lido ce l'ho qui. Però il pranzo quello c'è però. Certamente, lo preparo insieme a mia moglie in modo che entrambi sappiamo quello che mangeremo dopo. Sicuramente mare, ma non so se a casa o in qualche locale. Ah, va bene, quindi però il pranzo ci sarà. Assolutamente sì, è come rinunciare. E cambiamo argomento, siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno sequestrato 7 lidi abusivi nel Vibonese. Vediamo. Le spiagge della Costa degli Dei, tra le più rinomate per la loro bellezza, liberate dall'abusivismo balneare con un blitz delle forze dell'ordine. Si è trattato di un'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza che sul litorale tirrenico-vibonese hanno attuato un'attività nell'ambito del piano provinciale denominato Estate Sicura 2019. I controlli hanno portato al sequestro di diverse aree pubbliche dove erano state installate strutture balneari abusive, soprattutto tra Briatico e Zambrone. L'azione ha portato inoltre alla denuncia dei 6 legali rappresentanti delle società che gestivano di fatto questi lidi. Questi dovranno rispondere adesso di abusiva occupazione dei beni del demanio. In particolare, l'attività congiunta dei militari dell'Arma e delle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro di 6 strutture balneari per un totale di oltre 6.000 metri quadrati di spiaggia che sono stati affidati al comune di Briatico e a quello di Zambrone. Contestualmente sono stati posti sotto sequestro 485 ombrelloni, 445 sdraio, 450 lettini ed oltre 40 metri di corde e 8 pali di delimitazione dell'area. L'attività di contrasto all'abusivismo demaniale è così potuta assicurare la libera fruizione degli arenili da parte dei tanti villeggianti che stanno popolando il litorale vibonese. Sequestrata a Melicucco una masseria dove erano stipati in condizioni davvero disumane decine di migranti, 3 le persone denunciate. Vediamo. Pareti annerite dal fumo, materassi sporchi, diverse bombole a gas e fornelli con gravi rischi per l'incolumità. Ecco la masseria dove vivevano in condizioni disumane decine di migranti di origine africana utilizzati come forza lavoro nei campi. Siamo a Melicucco, nel Reggino. La polizia, nell'ambito dei controlli interforze disposti dal questore di Reggio Calabria contro il caporalato, ha denunciato 3 persone. Il proprietario della struttura, un 81enne, un imprenditore agricolo di 35 anni e un caporale del
Burkina Faso, un 54enne. Grazie a servizi di osservazione, pedinamento e intercettazioni, gli investigatori sono riusciti a risalire alla struttura dove i migranti dimoravano, in condizioni di assoluto disagio, di degrado e in precarie condizioni igieniche, in attesa di essere collocati al lavoro in condizioni di sfruttamento dall'imprenditore che poteva contare sul caporale. Quest'ultimo aveva il compito di trasportare alle prime luci dell'alba la manodopera nei campi a bordo di un furgone per poi ricondurla nel tardo pomeriggio alla masseria. Gli extracomunitari alloggiavano in 2 stanzoni al cui interno erano ammassati brandine e materassi, mentre i servizi igienici in comune erano all'aperto, collocati vicino ad un fienile. Nella struttura viveva anche il caporale del Burkina Faso, ma in una stanza autonoma in cui abitava con la moglie. La struttura adesso è stata sequestrata. Al momento del blitz nella masseria sono stati trovati 4 stranieri, 3 del Mali e 1 del Burkina Faso, trasferiti adesso nella nuova tendopoli di San Ferdinando. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. I carabinieri hanno salvato a Vibo una donna di 47 anni che accusava forti dolori al petto, un principio di infarto. La donna era a bordo della sua auto. L'intervento del 112 si è reso necessario in quanto le ambulanze erano occupate in altri interventi. I militari, una volta localizzata la vettura, hanno accompagnato in tempo utile la donna al pronto soccorso. Incendio in un fienile a Magisano, sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, necessarie 5 ore di lavoro per spegnere le fiamme. C'erano i carabinieri per stabilire l'origine del rogo, indagini in corso. Sorpresi dai carabinieri forestali a smaltire rifiuti e ripulire le macchine operatrici in una vasta area da adibire ad attività economica in località Santa Maria di Settimo di Montalto Fugo, 3 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica Abruzia. Il sito è stato sequestrato. Con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, un 54enne finito ai domiciliari, secondo quanto ricostruito dalla squadra volante che il 28 luglio scorso stava effettuando i rilievi per un incidente stradale. L'uomo, probabilmente ubriaco, ha aggredito gli agenti. A Cosenza per un intervento del nucleo decoro urbano della Polizia Municipale, vediamo. Il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale di Cosenza, coordinato dall'ispettore Luca Tavernise, ha effettuato dei controlli per la lotta all'abusivismo edile, commerciale e dell'occupazione del suolo pubblico, su impulso del dirigente Giuseppe Bruno. In alcuni casi è risultato occupato anche il percorso tattile destinato ai non vedenti, che viene interrotto dall'occupazione selvaggia da parte dei commercianti. Sono stati sottoposti a verifiche e a controlli 58 esercizi pubblici e diverse postazioni di venditori ambulanti. Naturalmente è stato multato chi è risultato privo di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed è stato anche demolito e sequestrato un chiosco realizzato nei pressi di Piazza Loreto. Era utilizzato per la vendita di frutta e verdura e aveva di fatto trasformato l'intera area in un mercato ortofrutticolo all'aperto. Il nucleo decoro urbano sottolinea che l'occupazione abusiva del suolo pubblico comporta anche la violazione del codice penale. L'articolo 633 recita: chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da 103 euro a 1032 euro. Le verifiche continueranno nei prossimi giorni. Lo sport, il calcio, con il Cosenza rossoblù di scena domani a Monopoli per la prima gara ufficiale di Coppa Italia. Braglia in conferenza stampa: sono contento della squadra, ha detto faremo del nostro meglio. Vediamo. Prima uscita stagionale per il Cosenza, prima conferenza del tecnico Braglia e primi sorrisi. Questa indubbiamente è una squadra che ha delle qualità, molti pregi e qualche difetto che dobbiamo piano piano con il lavoro eliminare. Ecco il tecnico molto più rilassato rispetto a qualche giorno fa. Il miracolo evidentemente lo hanno fatto gli acquisti abilmente inseguiti dal direttore sportivo Stefano Trinchera, che Braglia descrive così. Io ho avuto la fortuna
di conoscere delle persone come Trinchera che già conoscevo, che basta un'occhiata per capire quello che ci vuole, oppure anche una discussione, perché ogni tanto ci chiappiamo. Poi lui è più permaloso di me comunque, porco madosca. A me mi passa dopo 2 secondi, a lui dopo 2 o 3 giorni, però veramente lavoriamo bene, sono contento. Lui mi aveva chiesto proprio questo, di avere pazienza, perché sennò i giocatori facevamo fatica a prendere quelli che erano i nostri obiettivi. Bene o male ci stiamo riuscendo, secondo me sta nascendo qualcosa di buono, l'ho detto prima, e sono convinto che se la finiamo bene quest'anno saremo una bella squadretta che darà soddisfazione ai nostri tifosi, che poi è quello che vogliamo. C'è un buon clima, lo si percepisce dal modo con cui l'allenatore dialoga con i giornalisti. Il tecnico parla volentieri dei nuovi arrivati in Rivalcrati, ma anche e soprattutto dell'obiettivo che la società si propone. Il mantenimento della categoria è l'obiettivo primario per noi, poi qualsiasi cosa può venire in più lo vedremo strada facendo, parlare non serve a niente a nessuno, noi dobbiamo solo ammazzarci di fatica e di lavoro per poter garantire a questa città la categoria e fare di tutto per mantenerla, e poi dopo se viene fuori quello che io mi aspetto da questi ragazzi sono convinto che poi possiamo rompere le scatole un po' a tutti. Insomma, la prima è buona, il clima è giusto e c'è fiducia. Adesso la parola passa al campo, anche se per guardare con un pizzico di maggiore serenità al futuro prossimo, qualche altro piccolo sforzo il presidente Guarascio dovrà farlo. Poi ci penserà Trinchera a trasformare in fatti gli input di Braglia. Io sono tranquillo, so che la squadra deve essere ancora completata, la fortuna nostra è che abbiamo le idee chiare. E le ultime adesso dal calciomercato per le squadre calabresi. Abbracciato Pierini, subito abile e arruolabile per Piero Braglia, gli sforzi del direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera si sono concentrati sulle 3 pedine che mancano all'organico: un regista, una punta e un guastatore tra centrocampo e attacco. Bianco, Mister X e Maciac, il Cosenza al lavoro è pronto a dare l'assalto. Subito dopo Ferragosto il Crotone e gli ex, in attesa di completare l'organico attendendo gli ultimi e frenetici giorni di calciomercato. Marcus Rodiene è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Frosinone. La regina e il clamoroso colpo in attacco: Bentner prima sì, poi ni. C'era stata l'apertura dell'ex calciatore della Juventus, che ora però guarda tra A e B per la sua prossima destinazione, proposto a Hellas Verona, e Frosinone si valuta l'assalto all'Iteri, chiusa l'operazione Altobelli. Dalla Salernitana si complica l'arrivo di Tait dal Sud Tirol, Maraus e Redolfi. Per Modica la Vibonese tutto è diventato ufficiale. E ora spazio alle iniziative, tante le manifestazioni in Calabria in quest'estate 2019, per esempio a Rocca Imperiale grande successo per la Notte Bianca, vediamo. A Rocca Imperiale la Notte Bianca apre la stagione dei grandi eventi che fino a settembre animerà la città del limone, del cinema e della poesia, coinvolgendo tutto il territorio, dal centro storico alla marina fino al meraviglioso lungomare. La Notte Bianca è stata una delle tante sfide vinte da parte di questa amministrazione. Questa è la 6ª edizione, è arrivata a risultati molto importanti. È un evento in collaborazione con le attività commerciali di Rocca Imperiale. Anche questa sera tanta musica, tanto cabaret, artisti di strada, e l'ospite principale della serata è RDS. La Notte Bianca ha visto la partecipazione di migliaia di turisti e visitatori che hanno potuto godere delle tante suggestioni offerte in tutte le strade e in tutte le piazze della Marina. Questa sera la Notte Bianca con un grande sforzo da parte degli operatori che partecipano a questa iniziativa come ogni anno, e allo stesso tempo con tanti momenti di divertimento ed occasioni di svago per le ragazze e i ragazzi. Subito dopo il Lemon Fest con un importante nome, Renzo Arbore, che porterà nuovamente Rocca Imperiale al centro di quelle che sono le tante iniziative estive dell'intero comprensorio. Oramai è un evento che noi riteniamo di primissima importanza. Il Limone svolge una funzione
assolutamente straordinaria nella nostra comunità, abbiamo fatto dei passi importanti, i produttori hanno fatto dei passi importanti e allo stesso tempo ci sono una serie di iniziative su cui stiamo lavorando, annesse al Lemon Fest, in particolar modo la grande battaglia per l'acqua che stiamo sostenendo nel corso di queste settimane e anche nel corso di questi anni, e allo stesso tempo il grande impegno e sforzo dei mesi successivi per riaprire le porte a quello che è un laboratorio per derivati di limoni che era, come dire, chiuso da circa 13 anni e che noi abbiamo trasformato da cantina vitivinicola a laboratorio per derivati di limoni. Quindi una serie di iniziative che ruotano tutte quante attorno a questo prodotto straordinario e di punta che va valorizzato e sostenuto. E ora la bellezza con Mr. Brescia, vediamo. Mr. Brescia 2019, 15ª edizione, Ilenia colloca 22 anni, studentessa universitaria di Frascineto. È davvero un onore per me essere arrivata sino a qui e aver potuto rappresentare in qualche modo il mio paese, perché questo significa portare avanti delle tradizioni e valorizzarle, questo è sempre bello. Non è la prima volta che Frascineto primeggia in questa manifestazione, già è successo altre 2 volte e questa è la terza volta. Come si dice, non c'è 2 senza 3. 16 le ragazze in concorso, valutate da un'attenta giuria che ha permesso al pubblico delle grandi occasioni di ammirare, oltre che la bellezza, anche i caratteristici costumi tipici della comunità Brescia di provenienza, la storia, gli usi, le tradizioni culturali. Il cammino è iniziato e il cammino deve proseguire. Assolutamente sì, noi ci teniamo a fare capire l'importanza degli Arbresh, della comunità Arbresh di Calabria. Siamo convintissimi di continuare anche negli anni che verranno e speriamo di dare sempre dei risultati migliori. Il concorso, giunto alla 15ª edizione, di cui l'ultima risale a 9 anni fa, si è svolto presso il Teatro Comunale di Spezzano Albanese, organizzato dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione AI Nama. Diciamo che è stata una bellissima manifestazione, aver ripreso è stata una grande emozione, poi abbiamo ripreso alla grande perché comunque la miss è bellissima, quindi non poteva andare meglio. Al secondo posto si è piazzata Rosita La Vergata di Spezzano Albanese, terzo posto per Carla Cipriano di San Benedetto Ullano, premio Cosmo Damiano Montone conferito a Irene Basile Miracco di Santa Sofia de Piro, che meglio ha saputo rappresentare attraverso il costume Arbresh la cultura italo-albanese. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Sarà un fine settimana caratterizzato da caldo africano e bel tempo su tutta la regione. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domenica sereno ovunque, clima molto caldo ovunque con valori massimi fino a 40-41 gradi nelle zone interne. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica mari calmi con ebbrezze deboli. Per ulteriori dettagli potete consultare il sito web www.meteoincalabria.com o la pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo e Francesco Camposani, noi vi auguriamo un buon proseguimento.